Serena, una sconfitta che arriva dopo un primo tempo molto difficile. Tu sei partita dalla panchina, poi quando sei subentrata il tuo gol alla mezz'ora del secondo tempo ha dato un po' di speranza alle tue compagne e poi nel finale il Cesena ha chiuso la gara grazie al gol del 4-1. Che sensazioni ti lascia questa partita? Allora, mi dispiace che sia finita così perché stiamo lavorando duro, ci stiamo impegnando sempre di più, soprattutto dopo tutte le vicende che sono successe ultimamente qui. È un peccato perché anche un po' di sfortuna per la traversa presa avrebbe potuto riaprire la partita, però poi ovviamente quando sei sbilanciato in avanti perché cerchi di recuperare il 4-1 poi alla fine purtroppo è arrivato, però non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo assolutamente da martedì pensare alla domenica e andare avanti. Ecco, mi hai fatto un assist, da martedì si riparte, domenica la sfida con il Chievo. Che partita ti aspetti? Due squadre che hanno obiettivi diversi, ma comunque i 3 punti valgono sempre 3 punti. Eh no, esatto, anche quella sarà un'altra battaglia, 90 minuti e quindi anche questa settimana dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. Speriamo che i risultati possano arrivare, però noi non dobbiamo buttarci giù e bisogna lottare fino alla fine. L'ultima in chiusura, 7 gol stagionali, oggi potevano anche diventare 8, senza la traversa. Come valuti la tua stagione fino adesso? Allora, mi sta piacendo molto, è un campionato molto sfidante, e per me è la seconda volta che gioco in questo campionato, quindi voglio sempre fare meglio. Non mi aspettavo, devo essere sincera, questi 7 gol, ci speravo e vorrei arrivare almeno alla doppia cifra e speriamo di arrivarci. Una doppia cifra per salvare il Pavia. Magari. Mister, una sconfitta che fa seguito a quella di settimana scorsa con la Freedom. Oggi nel primo tempo 3-0 dopo mezz'ora. A mio modo di vedere eravate partite bene, eravate messe molto bene in campo, chiudevate tutte le linee, poi quel gol di Dauria che è un po' una casualità perché un cross che finisce in porta ha un po' spezzato l'equilibrio della partita e sono venute fuori le qualità del Cesena. Certo, veramente è una partita nella quale la qualità loro è determinante nei momenti giusti, diciamo. Noi abbiamo partite con un modulo per contrarrestare quelle qualità e partire subito in contropiede. Una sola abbiamo avuto veramente di Bianca, che è andata da sola del Codecà, dopo loro hanno trovato quel gol e con questo tipo di squadre le disattenzioni le paghi carissime, la realtà è questa. A differenza della settimana scorsa, la sconfitta della settimana scorsa, mi porto il secondo tempo. Noi, o almeno da quando ho allenato io, ogni volta che prendevamo un gol la squadra crollava. Oggi si è vista una reazione negli ultimi 10 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo di lotta, sempre con risultato avverso, ma abbiamo fatto il 3-1, una traversa per fare il 3-2, una semplice che ha avuto il gol davanti alla porta per metterci 3-2. Allora lo so che nelle sconfitte difficilmente puoi portare qualcosa di positivo. Io mi porto l'atteggiamento del secondo tempo. Abbiamo lavorato molto per quello, spero di darlo del minuto 1 settimana prossima. Ecco, a proposito, diciamo che adesso la lotta per la salvezza diventa sicuramente molto calda. Quali sono gli ingredienti per salvarsi e rimanere in Serie B anche l'anno prossimo? Vincere, non perdere più punti, almeno un punto sempre serve. Noi comunque andremo a Chievo a fare la partita, speriamo di prendere i miei primi punti, però niente, si vede che fanno fatica anche le squadre che sono sotto di noi e questo ci dà almeno la speranza di poter lottare ancora. Ecco, l'ultima in chiusura, che cosa dirà poi martedì alla ripresa degli allenamenti alle proprie giocatrici, visto che comunque domenica si affronta il Chievo, avete obiettivi opposti, però 3 punti sono sempre 3 punti e portarli a casa per voi sarebbe fondamentale. Assolutamente, io vi dirò che per 60 minuti, che sono 55 minuti, mi sono rappresentato per loro. Per un allenatore non trovare la sua idea o il suo gioco nelle loro ragazze diventa frustrante. Dico quello, io mi sono rappresentato con il mio gioco, con la mia idea, loro l'hanno portato avanti, sono stati loro a farla, allora io da fuori non posso fare molto, allora me ne vado con quel piccolo di felicità di aver trovato qualcosa che prima non avevo visto.
Giulia, una vittoria importantissima per il vostro cammino. Nel primo tempo una grande prova, soprattutto la prima mezz'ora, poi nella ripresa avete faticato un po' perché il Pavia è tornato. Che sensazioni ti lascia questa gara? Beh, come hai detto tu, sicuramente è stato un ottimo primo tempo, soprattutto i primi 30 minuti. Avevamo bisogno proprio di tenerle lì e chiuderla il prima possibile. Il secondo tempo ci sta che comunque il Pavia ha un po' attaccato, doveva venire fuori e avevamo un vantaggio di 3 gol e dobbiamo sicuramente crescere in questo, ma sono avversari, si devono salvare, quindi è giusto che a volte possiamo anche concedere qualcosina. Ecco, hai cominciato dall'inizio in mediana insieme a Lamti. Che feeling c'è tra voi due? Poi lei oggi ha segnato anche un grandissimo gol. Ah, vabbè, con Shirin c'è un gran feeling, è la seconda stagione che giochiamo insieme, sono molto contenta di questo suo primo gol, se lo merita, al di là del gol secondo me ha fatto un gran match, io al di là proprio della persona che è, del rapporto che c'è, la stimo proprio come giocatrice perché secondo me è una giocatrice di una qualità elevata. L'ultima in chiusura, domenica giocate con la Res Roma, una partita che ha il peso specifico un po' come questa, voi perché dovete fare punti importanti per proseguire nella vostra stagione, loro si devono salvare e cercano punti. È una partita come questa, una partita come la scorsa, è una partita che anche come il San Marino abbiamo concesso a San Marino 3 punti, abbiamo regalato 3 punti, per noi è importante d'ora in poi continuare su questa scia positiva. Purtroppo loro hanno un obiettivo, noi ne abbiamo un altro e vogliamo continuare su questa strada, siamo lì e ci crediamo ormai. Mister, una vittoria fondamentale che dà continuità al vostro cammino. Dopo un gran primo tempo che avete chiuso in vantaggio per 3-0, cos'è mancato secondo lei un po' nella ripresa, al di là del fatto che il Pavia è quasi rientrato in partita, ma voi avete cercato di gestire poi? Sì, non siamo state brave secondo me a gestire un momento della partita quando nel momento del Pavia che ha fatto gol, ci sono stati quei 10 minuti in cui non siamo state molto lucide, e abbiamo anche rischiato di prendere il 2-3 e abbiamo sbagliato secondo me a non chiudere la partita già nel primo tempo perché abbiamo avuto almeno altre 2-3 occasioni nitide per chiuderla immediatamente, anche nel secondo tempo comunque prima del gol del Pavia abbiamo avuto altre occasioni, bisogna essere più ciniche e non calare di attenzione. Poi è chiaro che questo è un campionato così difficile, non è che le squadre poi ti lasciano vita semplice. Pavia secondo tempo è venuto un pochino più fuori rispetto al primo che era molto schiacciato nella sua metà campo e ha provato ad attaccare, chiaramente doveva accorciare il risultato, quindi ha incrociato un momento nostro di calo di attenzione, però credo che alla fine, passati quei 10 minuti, siamo state brave a gestirla e a fare il quarto gol. Ecco, torno indietro, nel primo tempo una prima mezz'ora sicuramente di grandissima intensità della sua squadra, al di là poi del fatto che la partita si è sbloccata su un episodio, lo possiamo definire perché è un cross che è finito in porta, però poi le sue ragazze sono rimaste lì, hanno trovato il secondo e il terzo e come diceva lei poteva anche finire 4-0 se non per quel doppio palo. Sì, diciamo che in queste partite qua, quando le squadre si difendono molto sotto la linea della palla con tutti gli effettivi, bisogna trovare il gol. Poi il gol può essere episodico, può essere una grande giocata e quando riesci a trovare il gol poi dopo qualche spazio si crea in più. Se invece non riesci a far gol, alimenti, diciamo, le speranze dell'avversario anche se stai attaccando. Noi siamo state brave e fortunate in quell'occasione, in altre occasioni, in altre partite non siamo state così fortunate, diciamo, quindi aperto quel pertugio, poi siamo state brave a continuare ad attaccare e dopo noi lì siamo bravi secondo me perché sul riaggredire, sul voler essere dentro la partita, le ragazze in questo sono sempre molto presenti, quindi abbiamo fatto la partita che volevamo. Ecco, adesso settimana prossima si torna poi al lavoro, domenica arriva la Res Roma, che partita si aspetta? Una partita simile a questa, dato che comunque due squadre che hanno diversi obiettivi, loro lottano per salvarsi e voi per i piani alti. Sì, intanto domenica prossima giocheremo allo stadio, giocheremo una partita difficile sicuramente e contro un avversario che è in lotta per la salvezza ma che nelle ultime partite ha avuto qualche difficoltà perché sta giocando con tutte squadre di vertice. All'andata abbiamo fatto una grande fatica a vincere sul loro campo.
domenica lo ospitiamo da noi, cercheremo di approcciare nel modo giusto la settimana, soprattutto perché poi dopo è quello che conta. E quello che dico alle ragazze è che abbiamo fatto oggi un risultato importante, perché Cesena non aveva mai fatto 52 punti in campionato in Serie B. Questo è un obiettivo importante per noi, quello di raggiungere e superare la scorsa stagione, e però ci sono ancora 9 km da fare perché mancano 9 partite e dobbiamo sapere che ogni partita ha delle insidie diverse, quindi anche la partita di domenica con l'Alessa è una partita molto difficile per noi.